Il silenzio per una fonte di informazione. Si chiude con una sala stampa ad alta tecnologia multimediale totalmente rinnovata, l'anno al Consiglio regionale del Veneto, il Parlamento del Veneto. Un intervento a sottolineare la necessità di essere un'istituzione trasparente per il cittadino che ha come suo tramite, o dovrebbe avere, la stampa. Un palazzo di vetro trasparente e una collaborazione con i giornalisti. State lavorando a livello nazionale per modificare la par condicio che di fatto oscura un palazzo di vetro ma oscura anche l'informazione. Assolutamente, quest'anno praticamente per quasi 3 mesi abbiamo dovuto silenziare l'attività del Consiglio per le elezioni amministrative e per quelle politiche. Non ha alcun senso, anche perché rispetto al 2000 l'informazione è cambiata, social network, informazione anche appunto diversa, ma soprattutto impedire a chi come ad esempio voi, organi di TV, organi di carta stampata devono agire, lavorare con freno a mano tirato per 3 mesi all'anno è assolutamente assurdo. Non ha più senso, va superata, va cambiata. Abbiamo contatti in questo momento con l'Agicom anche per concordare un qualcosa che possa essere utile e portato in Parlamento in tempi brevi. Presidente, è una professione che ha bisogno di essere riformata. Quali sono i punti su cui agire? L'anno prossimo la legge ordinistica compie 60 anni, quindi è cambiato tutto nel frattempo. Io ricordo sempre che qualche mese fa un canale social, Twitter, è stato venduto per 44 miliardi di dollari perché le informazioni viaggiano più velocemente lì. Ma sono informazioni verificate, noi dobbiamo chiederci questo. Il ruolo dei giornalisti è importante, deve adattarsi ai tempi, deve essere legato all'attualità e alla tecnologia, ma deve costituire quel punto fermo per i cittadini perché sono quelli che mediano, che informano, che spiegano le notizie. Non possiamo rinunciare al ruolo dei giornalisti oggi. Quindi l'Ordine può e deve impegnarsi per la dignità e l'equo compenso dei giornalisti. 28 progetti di legge approvati dall'Aula, 46 ordini del giorno e 73 mozioni, con un tasso di presenza dei consiglieri del 94,8%. Una maggioranza netta, il rapporto con le opposizioni diventava facile? Diciamo che abbiamo mantenuto un rapporto corretto con tutte le parti che rappresentano i cittadini veneti in questa assemblea. Ricordo, siamo la più alta istituzione democratica a livello veneto. Le minoranze, anche se hanno numeri diversi dalle altre legislature, mi sembra non manchino né di iniziativa né di fantasia. Abbiamo visto durante il bilancio appunto i canonici 5-6 giorni d'aula sui numeri. Quindi non mi pare ci sia un problema di rappresentanza o di modalità di attività politica dovuto ai numeri di questa assemblea, quindi tutti i cittadini veneti si sentono rappresentati dai nostri colleghi.